Pronti a fare tutto quello che è nelle possibilità della Regione per salvare la Stefanel di Ponte di Piave. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, di fronte alla domanda di concordato preventivo in bianco avanzata dal gruppo, indebitata per 87 milioni e con un rosso di 13 milioni e 300 mila euro nei primi 6 mesi dell'anno. Ma guardi, è una bella impresa, un'ottima storia, una grande famiglia imprenditoriale. Io sono assolutamente tifo perché questa crisi si risolva. Il grosso problema è il pensiero che abbiamo dei lavoratori, ma anche perché è un pezzo di storia del Veneto ed è un biglietto da visita internazionale. E questa è un'impresa che si deve salvare. Per quel che possiamo fare faremo di tutto. I 127 lavoratori dello stabilimento di Ponte stanno continuando a lavorare come sempre. Le RSU hanno ottenuto dall'amministratore delegato Achille Mucci rassicurazioni sul futuro dei dipendenti e che anzi l'azienda punterebbe a mantenere produzione e organico. La realtà però è che le crisi delle banche popolari ha investito pesantemente sulla situazione imprenditoriale di casa nostra e anche Stefanel ora ne sta facendo le spese. Lo stesso patron Giuseppe Stefanel ha perso 5 milioni di investimenti in azioni di Veneto Banca, soldi che ora sarebbero stati molto utili. La società sta cercando di trovare un investitore disposto a ricapitalizzare lo storico marchio di abbigliamento, un aumento di patrimonio che da solo Stefanel non riesce ora a fornire.